Un brutto episodio al 91esimo condanna l'Acregas nel derby contro i cugini del Castrum Favara. Questo è l'episodio determinante. Attacca la compagine di Piero e Infantino, il recupero era appena iniziato. Il difensore di casa De Marino ha uno scontro duro con De Min che subisce un colpo in pieno viso e cade in piena aria. L'arbitro a due passi vede tutto, estrae il cartellino rosso per il difensore acregantino ed assegna il penalty alla Castrum Favara. Abile cucchiaio di Baglione che insacca e regala 3 punti preziosi alla propria squadra. Tutto qua la gara, che sino a quel momento aveva evidenziato una certa compostezza in campo e che aveva registrato appena un paio di ammonizioni di routine. Primo tempo molto studiato, è giocato sul rettangolo pesante e viscido per la pioggia, che ha messo a dura prova l'equilibrio dei 22 giocatori. Da una parte la Cregas galvanizzata da due risultati utili consecutivi, dall'altra invece la Castrum Favara provata fisicamente dal recupero sconfitta in casa 1-3 di mercoledì scorso contro la Regina, che hanno cercato entrambe di darsi battaglia con repentini capovolgimenti di fronte. Sul nostro taccuino annotiamo 3 occasioni limpide iniziali per l'Agregas, al quinto con Christopoulos, poi sempre lo stesso Greco che da una posizione ottimale manda fuori, e ancora al decimo con Lofaso che pesca Tuccio in aria, il quale tira a puntamento ma scuffia, respinge con i piedi. Sulla respinta interviene Rechichi, ma l'estremo difensore gialloblu blocca con qualche difficoltà. Tutto lascia presagire che da un momento all'altro la compagine del tecnico Favarini possa sbloccare il risultato. Infatti al 17esimo Salvia impegna l'attento Scuffia, al 20esimo ancora una staffilata di Rechichi cozza sul volto di un difensore e carambola in angolo. Il Castrume Favara esce indenne da questa situazione e si fa vivo in area a Gragantina con un tiro di Lapiana che impegna Dregan. Sempre l'estroso esterno favarese, sicuramente tra i migliori in campo, riesce a servire Varela che di testa manda fuori. L'ultima azione del tempo è di Baglione, proprio al 46esimo, che si conclude con un tiro alto. Secondo tempo con qualche affondo, ma senza troppe emozioni, con le due avversarie che arrivano al 90esimo stanche ma paghe del risultato acquisito. Poi l'episodio che abbiamo descritto prima, che assegna la vittoria alla Castrum Favara, finisce tra l'esultanza dei ragazzi di Infantino e le imbricazioni di quelle a Cregantini. Ed ora andiamo dentro gli spogliatoi per sentire i diretti protagonisti. Mister, non si possono perdere le partite così al 90 e rotti minuti. E per giunta per un fallo che forse il nostro giocatore pensava che non potesse non essere visto dall'arbitro. Ma non possiamo andare a cercare tutti gli alibi, le scuse. Intanto parto dai 2 errori grossi che abbiamo fatto noi. Primo tempo, secondo me, potevamo e dovevamo chiuderla la partita, perché vuoi per egoismo, vuoi per scelte sbagliate, vuoi per altre situazioni, non hai mai, diciamo così, capitalizzato quello che eri riuscito a creare, perché nel primo tempo la squadra secondo me ha fatto molto bene, e quindi alla fine del primo tempo sei andato dentro 0-0 quando meritavi magari almeno un gol di vantaggio per quello che avevi creato, e quindi questo è il primo errore nostro. Il secondo errore nostro è che quando le partite non le puoi vincere devi cercare di portare a casa sempre qualcosa, e questa è stata secondo me una grossa ingenuità. Mi dispiace perché anche De Marino aveva fatto un'ottima partita, però in quelle situazioni lì non puoi dare alibi, non puoi dare adito all'arbitro di darti un calcio di rigore. Te ti aveva richiamato 2 minuti prima, 5 minuti prima, non puoi dare una spinta, non lo so cosa ha fatto, perché non l'ha visto nessuno, però se ha dato rigore probabilmente qualcosa aveva fatto. Quindi mi dispiace perché tra l'altro c'era una bella cornice di pubblico, è stata fatta una buona partita. Dispiace perché non si può dare continuità al risultato, non si può dare continuità di prestazioni sicuramente bene, però a noi servono i punti, non è che servono le prestazioni.
Forte rammarico. Senz'altro, perché avevamo fatto un ottimo risultato domenica scorsa a Pompei, oggi quantomeno non dovevi perdere assolutamente, perché questa era una partita contro una squadra che sta facendo bene e dovevamo essere più intelligenti, più furbi, più scaltri, tutto quello che serve per portare a casa il risultato. Purtroppo siamo qui a leccarci le ferite, è una sconfitta sanguinosa questa. Cosa ha detto a fine gara ai propri ragazzi? No, non ci posso andare dentro a fine partita perché preso dall'adrenalina potrei dire anche cose che è meglio evitare, quindi li lascio sbollire perché anche loro saranno amareggiati sicuramente, ne riparleremo domani all'allenamento. Un titolo che si potrebbe dare a questa partita è un momento di follia e gara persa dell'Agragas. Ma diciamo che io nella partita di andata contro il Favara ebbi a dire che la vittoria del Favara era stata sostanzialmente meritata. Oggi devo dire che l'unico protagonista di questa partita in negativo è stato l'arbitro, perché al 90° un rigore dubbio, cioè significa che si rovina una partita e si rovina uno spettacolo che c'era stato prima del rigore. Io oggi ho visto un Agragas che secondo me ai punti doveva vincere la partita, anche se devo dire il Favara ha dimostrato di essere una squadra molto quadrata e il pareggio sarebbe stato giusto per entrambi perché hanno disputato tutte e due una partita importante. Certo, molte volte i direttori di gara, specialmente quando non sono tanto sereni, combinano di queste situazioni, però il calcio è questo e ce ne dovremmo fare una ragione. Io oggi ho valutato due cose che sono positive. Ho visto la ricombattezza del pubblico agrigentino e questo è un dato molto importante. E poi ho visto un Agragas messa in campo bene, quadrata, anche se obiettivamente ci mancava tutto, diciamo, il centrocampo titolare perché Meola non ha giocato per squalifica e Palazzolo non ha giocato perché aveva una contrattura muscolare. Però io mi sento oggi di lanciare un appello a tutta la tifoseria, a tutta la città calcistica. Mancano ancora 14 partite, la classifica è molto corta. Io credo che se l'Agragas continuerà su questa strada, salvare il titolo non è un miraggio, ma se ci può riuscire, se siamo tutti insieme e remiamo tutti dalla stessa direzione. Prima di iniziare la conferenza stampa i colleghi giornalisti dicono che Castrome Favara è eccellente, ma la cosa principale, quella che sta in cima, è l'allenatore. No, ma piacere, però io credo che in cima ci stanno sempre i giocatori, perché se non ci sono orecchie, se non c'è il cuore, non c'è la mente, l'allenatore può parlare ore e ore. Io credo che c'è grande disponibilità, fa piacere che hanno sposato questo progetto nostro, mio e del Torretino Longo. Credo che stiamo costruendo qualcosa di bello, ma soprattutto stiamo costruendo qualcosa di bello dentro lo spogliatoio. Il secondo tempo è stato, credo che il primo tempo non siamo scesi, non abbiamo capito il campo, abbiamo fatto tanti errori tecnici e loro ne hanno approfittato avendo gente molto rapida in avanti e hanno cercato di ripartire con forza, però poi ci siamo un po' sistemati capendo che si doveva fare più un gioco di apertura, più un gioco di superiorità numerica in fascia e lì sono venute le più belle azioni e credo che questi ragazzi meritano questa soddisfazione, la nostra gente merita questa soddisfazione, i nostri UNFA meritano questa soddisfazione, la nostra società merita, perché credo che stiamo facendo un percorso tutto assieme per costruire qualcosa di bello nel rispetto dell'uomo, questa è la cosa più importante. Intanto penso che da avversario si debbano fare i complimenti comunque all'Agragas perché è stata comunque una squadra viva nonostante la classifica, sono tutti in classifica, però comunque ha
partita di oggi ce lo dimostra, è una squadra viva che combatte palla su palla, però io credo che noi veramente l'abbiamo voluta questa vittoria e penso che l'abbiamo meritata. Sul campo, dicevo, si sono viste due squadre che hanno voluto onorare anche questo derby. Si sa, il derby sembra una partita particolare, quindi anche in campo le tensioni, la mentalità è un po' diversa. Sì, noi ci tenevamo tantissimo a vincere questa partita anche per i nostri tifosi che non sono potuti venire, e quindi penso che abbiamo veramente dato tutto. Siamo contenti di aver portato a casa questi 3 punti importanti per noi e andiamo avanti.